Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Prima condanna a Palermo per lo stupro di gruppo al Foro Italico, 8 anni e 8 mesi a uno dei 7 stupratori di Asia, la 19enne vittima della violenza di gruppo nello scorso luglio. A Randazzo ha battuto il potere dei Sangani, cosca già azzerata da inchieste e arresti, ruspa in azione per demolire 2 manufatti abusivi in campagna, servivano per nascondere le armi. A Siracusa ha sgominato un clan che puntava alla conquista della città, per prendersi il paese ci vogliono i morti, dicevano fra loro, 6 arresti e sequestro di droga e armi. Anche a Palermo tempi duri per Cosa Nostra. Nel capoluogo però la mafia non perde la capacità di attirare nuove leve. Altamira non finisce di inquietarci, adesso si ricordano le frasi pronunciate a settembre dal parroco, parlava esplicitamente di presenze demoniache in paese. Intanto i RIS sono nella villetta degli orrori con la figlia superstite indagata per strage. Uno sguardo preoccupato alla guerra che da 2 anni insanguina l'Ucraina, in collegamento dal paese invaso dalla Russia, il regista Georgi Biloshinsky, che domani presenterà in prima assoluta a Catania il film Il Sesto Sigillo. Allarme fentanyl, il farmaco oppiaceo è diventato la droga sintetica degli zombie, dagli Stati Uniti ai quartieri delle nostre città, preoccupazione del Ministero della Sanità. Il maltempo, vento e mare agitato, con piogge e nevicate in quota nel Palermitano e nel Messinese, forti raffiche anche nell'area di Catania, che rimane però senza pioggia. Calcio, turno infrasettimanale in Serie C, Catania di scena da Avellino per riscattare il deludente pareggio con il Monterosi, mentre il Messina va all'assalto del Crotone per cercare di agganciare la zona play-off. Ben trovati. Prima condanna a Palermo per lo stupro di gruppo al Foro Italico, 8 anni e 8 mesi a uno dei 7 stupratori di Asia, la 19enne vittima di violenza di gruppo lo scorso luglio a Palermo. Gli altri imputati andranno a processo ad aprile. Manlio Viola. Arriva la prima condanna per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Il GUP Maria Pino del Tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico minorenne imputato per questa vicenda avvenuta lo scorso 7 luglio. Il ragazzo, secondo le accuse, ha preso parte allo stupro di gruppo di una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il processo si celebrava con il rito abbreviato. Il PM aveva chiesto 8 anni. Il minore è stato difeso dall'avvocato Pietro Capizzi, mentre la vittima della violenza è stata assistita dall'avvocato Carla Garofalo. Per la medesima violenza sono accusati anche i maggiorenni Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao, che in questo momento sono tutti in carcere. Anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato in un processo che inizierà invece ad aprile. Il minorenne condannato oggi invece era stato arrestato ad agosto. All'inizio era stato affidato ad una comunità, ma successivamente era stato nuovamente rinchiuso al Malaspina dopo aver pubblicato sui social commenti e video in cui quasi rivendicava gli abusi. A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la 19enne non era consenziente. Randazzo crolla letteralmente, il potere dei Sangani, cosca già azzerata da inchieste e arresti, ruspa in azione per demolire 2 manufatti abusivi in aperta campagna, servivano per nascondere le armi. Tonino De Mana. Azzerato da arresti ed inchieste, il clan Sangani incassa un altro duro colpo, forse quello definitivo. La ruspa che vedete demolisce le stalle abusive incontrata a Dagalalonga a Randazzo, comune sciolto per mafia dove lo Stato ottiene una simbolica vittoria, anche se per ottenerla ha dovuto attendere ben 35 anni. In questo terreno e in questi manufatti, oggi fatiscenti, sono state nascoste armi e chissà che non siano state quelle che hanno ucciso Antonio, Pietro e Vincenzo Spartà, rispettivamente padre e fratelli di Rita Spartà, la donna coraggio che più volte ha denunciato
arrestato Cosa Nostra. La pioggia non ferma i mezzi meccanici che abbattono 2 vecchi manufatti rispettivamente di 150 e 300 metri quadrati in un'azione congiunta effettuata da carabinieri, polizia, vigili urbani di Randazzo e coordinata dalla questura di Catania, presente il vicequestore Paolo Leone. C'è tanta voglia di legalità e soprattutto la volontà di recuperare il terreno perduto, visto che lungaggini giudiziarie e burocratiche si trascinano dal 1989, quando per la prima volta vennero sequestrate le stalle appartenenti ai Sangani. Sul posto i commissari prefettizi Isabella Giusto ed Alfonsa Caliò, in rappresentanza del comune di Randazzo, sciolto per infiltrazioni mafiose il 25 gennaio scorso. Lo Stato c'è, assolutamente presente, questo era un problema che è stato evidenziato in maniera, come avete potuto anche leggere negli atti che sono stati pubblicati nella relazione di scioglimento. Questo era un abusivismo che andava assolutamente demolito. In questa stalla c'erano anche delle armi e comunque si dà il colpo definitivo al clan Sangani. Speriamo di sì, certo, è un momento importante per la comunità tutta. Colpo su colpo cadono travi e mattoni e contestualmente si sgretola il potere dei Sangani affiliati al clan Laudani di Catania. Altra offensiva antimafia a Siracusa ha sgominato un clan che puntava alla conquista della città. Per prenderti il paese ci vogliono i morti, dicevano fra loro. 6 arresti e sequestri di droga e armi. Francesco Aloi. Ci vuole i morti, vuoi capire o no? Ci vuole la guerra, che non si sa dire spazio. Non si sa dire la sede d'Austria, e per chiedere tuo paese ci vogliono i morti, perché un mercato è libero. Volevano i morti e la guerra, così il clan della borgata Costola dei Bottaro Attanasio voleva conquistare Siracusa, ma il disegno criminale è stato bloccato dalla polizia. 4 gli arresti, associazione mafiosa e porto illegale di armi, reati contestati. Era questa la regola che seguivano. Per dettare la loro legge, quella mafiosa, dovevano dare l'esempio anche con le armi. Caro mio, ora sai che ne ha battuto, che ne ha celato, a 44 Smith. Ma io una 9, una 6, ma visto sì, e tu che sei da sabbare? Gestivano traffico di droga ma anche bische clandestine. Quando qualcuno doveva saldare un debito ricorrevano alle maniere forti. Un mese fa avevano preso a colpi di pistola la finestra dell'abitazione di un uomo. Non si erano fatti intimorire nemmeno dalla luce accesa. Gli investigatori della mobile, coordinati dalla DDA di Catania, hanno trovato e sequestrato armi, droga e giubbotti antiproiettile. Parte del materiale era nascosta a casa di 2 uomini vicini al sodalizio, anche loro finiti in carcere. A Palermo 3 operazioni antimafia in 48 ore, altre 2 in giro per la Sicilia, tempi duri per Cosa Nostra, ma dalle inchieste emergono dettagli preoccupanti sull'espansione delle attività della mafia e sull'inarrestabile capacità di riciclare uomini e ingaggiare nuove leve. Manlio Viola. Tempi duri per Cosa Nostra, la mafia palermitana padrona del territorio ha incassato 3 duri colpi in 48 ore, 3 diverse operazioni di polizia e carabinieri hanno inferto perdite significative alle cosche, da Palermo, mandamento di Portanuova, a Palermo, mandamento Centro-Reto, passando per la cosca di Trabia e Caccamo. 3 operazioni che potrebbero segnare punti a favore dello Stato, ma dalle quali emergono dettagli preoccupanti, invece, sulla capacità della mafia che continua a rigenerarsi, riorganizzarsi sempre, mettere in campo uomini nuovi e nuovi affari. Un segnale fortemente preoccupante viene dal quartiere Sperone, dove la cosca era già sotto indagine, ma il boss emergente di appena 37 anni è stato assassinato proprio mentre veniva intercettato. Gli arresti non erano ancora maturi, ma il blitz è scattato lo stesso per paura di ritorsioni, dell'esplodere di una vera e propria guerra fra cosche. Guerra evitata, ma operazione dimezzata, e così anche la conoscenza del territorio e degli affari di una famiglia che stava estendendo il suo controllo, imponendo il pizzo anche alle attività criminali come il gioco d'azzardo. Segnali simili in provincia, dove la cosca di Trabia Caccamo è stata decapitata per la 3ª volta in pochi anni. Una ventina di arresti, ma subito ci sono giovani pronti a riprendere in mano le fila delle estorsioni. Infine l'arresto di Giuseppe Auteri, reggente di Portanuova, che era ricercato dal 2021. Sfuggito all'operazione Vento, continuava a nascondersi in Bellavista, in centro, a Palermo. Uvassoiu, come veniva chiamato, era pronto con le portate per tutti i gusti criminali. Non ha opposto resistenza all'arresto, ma era armato, segno che il suo controllo del territorio non è certo stabile
probabile non è assoluto. I grandi boss del passato non avevano bisogno di girare armati, al massimo mandavano qualcuno a sporcarsi le mani. Altavilla non finisce di inquietarci. Adesso si ricordano le frasi pronunciate a settembre dal parroco della città. Parlava esplicitamente di presenze demoniache in paese. E intanto i RIS sono nella villetta degli orrori, questa volta con la figlia superstite indagata per strage. Marco Gullà. Dalle parole del prete di Altavilla Milicia, Don Priola, che sostiene che in paese ci siano comunque persone indemoniate, a quelle del sindaco che difende il parroco, anche se una delle omelie del prete, celebrata il 3 settembre scorso, continua a far scalpore e a suscitare polemiche. Don Priola diceva che ad Altavilla c'erano presenze demoniache, lo aveva detto prima della strage. Proseguono le indagini degli inquirenti, intanto sulla mattanza di Altavilla. Oggi i RIS lavoreranno sull'altro fronte, quello relativo alla coppia che ha partecipato agli omicidi. In queste immagini l'arrivo nell'appartamento a Sferacavallo di Sabrina Fina e Massimo Carendente. Cosa cercano i RIS? Domande che in questo momento non hanno una risposta. Presente anche l'avvocato di Giovanni Barreca. Secondo il legale, l'uomo si sta rendendo conto gradualmente di cosa è successo. Su quello che è successo, però alla fine prevale il fatto che è stato compiuto il volere di Gesù sostanzialmente, perché lui ha agito in nome di Gesù in questa attività di purificazione della famiglia Barreca, per cui è combattuto. Da un lato si rende conto che non ha più una famiglia, ma dall'altro lato è confortato tra virgolette dal fatto che è stato raggiunto il volere di Gesù. Voltiamo pagina. Anche in Sicilia la mobilitazione Fermiamo la scia di sangue organizzata dalla CISL contro le morti sul lavoro. Presidi e flash mob davanti alle sedi delle prefetture. Davide Sardo. Non si attenua l'escalation di morti vittime del lavoro in Italia. Nel solo mese di gennaio 2024 sono state già contate 45 morti bianche, di cui 2 in Sicilia. Nella classifica dei territori più colpiti dal funesto fenomeno, l'isola si piazza nella cosiddetta zona arancione, insieme a Sardegna, Liguria, Lazio e Piemonte. L'analisi territoriale mostra incrementi di incidenti mortali sul lavoro, soprattutto al sud. Con lo slogan Fermiamo la scia di sangue, il sindacato CISL ha organizzato una mobilitazione nazionale con presidi davanti alle prefetture, anche ad Agrigento. Contiamo di portare sul tavolo ancora più pesantemente quello che è il problema della salute e della sicurezza sui posti di lavoro. La CISL ha stilato un decalogo, sono idee e proposte fattive che lasciano poco spazio all'immaginazione. La mattina ogni lavoratore esce di casa e rischia di non fare rientro più a casa, significa l'incolumità di ogni lavoratore, anche sotto pressione anche delle aziende. I dati sono allarmanti, i dati sono ormai troppo esagerati e quindi bisogna dare una svolta a questo sistema che non va. Innanzi al Palazzo del Governo si è svolto un flash mob, obiettivo un patto di responsabilità tra sindacati, istituzioni e imprese per arrestare il bollettino quotidiano delle vittime del lavoro. Prima nazionale domani a Catania, all'Accademia delle Belle Arti, del corto Il Sesto Sigillo. È la storia di una donna ucraina costretta a fare una scelta drastica nel film sulla guerra che da 2 anni insanguina il suo paese. Film diretto dal regista ucraino Georgi Biloshinsky. Eccolo stamane a Buongiorno Sicilia, in collegamento dalla sua città, una città ucraina, Vinizia. È molto importante che tutto il mondo sappia di più della guerra in Ucraina. Il film in oggetto è un racconto psicologico che affronta i temi dell'esperienza della guerra a partire dalla vita normale di una donna ucraina, Tatiana. Lei è una semplice commessa, però in questa situazione tragica deve compiere una scelta essenziale nella sua vita. E lei fa questa scelta, rinuncia della felicità personale, lei va al fronte. Insomma, questa indagine psicologica ci fa vedere come si cambia e come si nasce una nuova dimensione mentale. L'aggressione militare russa su larga scala porta ogni giorno alle vittime.
Per dirvi che 2 o 3 giorni fa ad Odessa erano massacrati dei missili russi che hanno ucciso anche neonati, hanno bombardato Vinizia e poi hanno bombardato pure il centro della città. E proprio questo avvenimento ci ha fatto capire che dobbiamo reagire e fare un film sulle vittime di questo attacco russo militare sul centro di Vinizia. Siamo, ripeto, anche non so adesso se cade questo missile o non cade. Siamo veramente in tempi di apocalisse, di cui si dice il sesto sigillo. Domani a Catania all'Accademia delle Belle Arti con il corto Il sesto sigillo. Allarme fentanyl, il farmaco oppiaceo è diventato la droga degli zombie. Negli Stati Uniti, come anche nei quartieri delle nostre città, il Ministero della Salute chiede di potenziare i controlli nelle strutture sanitarie. Giusy Lazzara. Sono i nuovi zombie, barcollano sui marciapiedi. Li vediamo in queste immagini girate in America, dove l'anno scorso sono morte 110.000 persone per overdose da fentanyl. Il farmaco oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore si è trasformato per una circolazione fuori controllo in una droga letale. E il pericolo corre sul mercato globalizzato delle droghe. Anche in Italia a far alzare l'allerta la circolare del Ministero della Salute, con le indicazioni per ridurre al minimo il rischio che questi farmaci escano dal circuito sanitario legale. L'allerta è arrivata il 2 febbraio e siamo tutti con gli occhi aperti. Infatti molti dei nostri ambulatori si sono procurati dei kit per poter determinare la presenza di fentanyl o di ossicodone negli esami tossicologici urinari. E sta cambiando anche il mercato delle sostanze. Le mafie internazionali, in Italia l''ndrangheta, puntano ormai da qualche anno sulle droghe sintetiche. Il principale paese produttore di oppio con cui si fa l'eroina, che è l'Afghanistan, ha ridotto del 95%, forse anche di più, la produzione. Quello che temiamo possa avvenire è la comparsa di sostanze eroino-simili sintetiche, come i fentanili e l'ossicodone, che sono farmaci. Nel frattempo di vera emergenza si parla per il crack, micidiale droga a basso costo, diffusa sempre più fra i giovani. Condiziona una ricerca di soldi, perché subito appena hai finito di farne uso, di fumarla, ti viene voglia di prenderne ancora. E anche dei comportamenti impropri, a volte aggressivi. Veniamo al maltempo in Sicilia, venti forti, mari agitati con piogge e nevicate in quota nel Palermitano e nel Messinese, tanto vento invece nel Catanese, che però rimane ancora senza pioggia. Da domani situazione in miglioramento, ma con le tipiche instabilità di marzo. Eva Spampinato. Venti forti, mare in tempesta e qualche collegamento saltato con le isole minori della Sicilia, nevicate sopra i 1400 metri sull'Etna e a partire da quote più basse sul settore tirrenico, Nebrodi e Madonie. Ecco il quadro meteorologico di una Sicilia sferzata dai venti di origine nord-atlantica e in cui le temperature rimangono in calo. Un quadro tipico del mese di marzo, spiegano gli esperti, con venti forti nord-occidentali e rinforzi di burrasca sui rilievi, ma che andrà a migliorare tra stasera e domani mattina. I versanti tirrenici occidentali rimangono quelli più colpiti dalla perturbazione atlantica, che porta cieli molto nuvolosi e coperti con qualche piovasco. Nel Catanese invece tanto vento, conclude Alfredo Aragonese, temperature basse ma poca pioggia e localizzata. Da domani e fino al weekend il quadro sarà in netto miglioramento, torna il sole, le temperature saranno in leggera risalita, ma sempre all'insegna della variabilità. E adesso tutti si domandano se l'ultimo mese d'inverno potrà far recuperare la pioggia persa, perché il problema più grande che si dovrà affrontare la prossima estate, oltre a quello delle alte temperature, sarà la mancanza di acqua, con la parola razionamento idrico che comincia a far capolino sui tavoli istituzionali e nell'agenda collettiva. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio. Oggi è giornata di vigilia di campionato per Catania e Messina. State con noi. Rieccoci con il calcio, vigilia di campionato per il Catania, rossazzurri in evidente difficoltà in campionato. Domani giocheranno in trasferta contro l'Avellino, attuale quarta forza del girone. Francesco Triolo.
Una pesante, rischiosa spirale da cui uscire al più presto. 2 sole vittorie nel girone di ritorno, come la Turris che occupa il quintultimo posto, quello che vale i play-out, da cui adesso bisogna guardarsi. Il Catania non può più perdere tempo ed occasioni, deve rialzarsi e farlo subito. Ne ha le potenzialità, deve solo innescare quella scintilla che in campionato sta rimanendo spenta. Adesso, per troppo tempo, e poco importa l'avversario che si ha di fronte, domani come nelle prossime partite, tutti i concetti che Lucarelli sta cercando di far comprendere alla sua squadra, non solo negli ultimi 2 giorni. Domani ad Avellino il Catania si troverà di fronte a una squadra che ha cancellato il tabù interno solo nell'ultima gara giocata al Partenio contro la Casertana, dopo quasi un girone di sofferenza davanti ai propri tifosi. Anche quello dei rossazzurri sembra più un blocco mentale di approccio, di convinzione, piuttosto che di difficoltà create da chi ha di fronte nei 90 minuti. Non si può giustificare altrimenti la metamorfosi di una squadra che vince in maniera netta contro la prima in classifica e poi si fa imporre soffrendo il pari dalla penultima. La condizione fisica sta incidendo, il cambio di preparazione da un allenatore all'altro, ma la rosa dei rossazzurri è talmente ampia qualitativamente e quantitativamente che non si può immaginare un calo di rendimento così pesante da parte di tutti. Anche perché la partecipazione ai play-out annullerebbe la finale di Coppa Italia e la possibilità di giocarsela partendo da una posizione privilegiata nella griglia, come sarebbe se si arrivasse terzi. Un'eventualità da non dover nemmeno prendere in considerazione, ma anzi da cancellare al più presto, come con i risultati e le prestazioni già da domani, perché il tunnel sta diventando troppo stretto. Domani pomeriggio, nell'ultimo turno infrasettimanale della stagione, il Messina ospita al Francoscoglio il Crotone. Con un successo i giallorossi potrebbero entrare nella zona play-off e torna disponibile Firenze. Sergio Colosi. Può essere la partita della definitiva svolta contro il Crotone, settima forza del torneo. Domani pomeriggio al Francoscoglio il Messina può chiudere il discorso salvezza e aprire il capitolo playoff, sfiorato nelle dichiarazioni anche da Marco Zunno, con 6 centri, secondo cannoniere giallorosso dopo Emmausso, ad un passo dalla doppia cifra. Il primo obiettivo del Messina ora è la salvezza e poi dobbiamo stare spensierati, non ci dobbiamo porre dei limiti ed è giusto sognare. Il Messina non supera il Crotone dal 2002, 4-0 al Celeste in Serie B. In città c'è entusiasmo, si prevede un buon incremento di tifosi rispetto alla media stagionale. Modica recupera Firenze che ha scontato la giornata di squalifica. Pacciardi migliora ma non è pronto, impegni ravvicinati ma turnover ridotto. Si punta forte su questa gara, senza pensare alla prossima di Benevento contro la vice capolista. Per il Crotone periodo di crisi, 5 punti in 8 partite. In panchina si sono alternati 2 ex rosanero, passaggio di testimone da Lamberto Zauli e Silvio Baldini, che in 2 giornate ha subito altrettante rimonte, prima a Foggia e poi in casa con il Giuliano. Denunciate questi farabutti. Ci ha esortato così ieri Giuseppe Piraino, l'imprenditore edile di Palermo, che ha fatto arrestare 9 mafiosi che gli chiedevano il pizzo per la 3ª volta. Purtroppo è l'unico a fare denuncia tra i suoi colleghi sottoposti al racket in questo momento. Anzi, qualcuno ci ha fatto l'abitudine e considera l'estorsione come un male minore, una specie di assicurazione. È un affare diffuso un po' in tutta la regione, con 50.000 vittime presunte e che ai malavitosi procura una cifra superiore ai 20 miliardi, una realtà insopportabile, alla quale però si può rimediare vincendo la paura. È questo che Piraino ha saputo fare e con lui i suoi operai. Quando gli estorsori si sono fatti vivi con la solita tiritera, qua c'è una cosa che dobbiamo aggiustare, ebbene, gli operai di Piraino hanno fotografato di nascosto chi esigeva il pizzo e che così è finito dentro e ci rimarrà per un bel po', perché in quest'ultima retata c'è di mezzo anche un omicidio, purtroppo. Ecco, il coraggio. Hanno visto che il loro capo sa vincere la paura, anche se è un padre di famiglia, e si sono armati di coraggio pure loro. Ribellatevi, ci stimola Piraino, e fa bene, perché la paura si vince se non si è soli, come non sono soli i suoi dipendenti, è come un'onda, più si è, più si prende coraggio. Se lo facessimo tutti insieme, libereremmo le 50.000 vittime del racket, mandando in galera i farabutti, come dice Piraino.
Non lasciamo mai più soli i coraggiosi come lui. Ci fermiamo qui e TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.